No, Antonio Conte, Toni no, su Pep. No, ti volevo dire, avevo te ringraziarti, lo sai, mo da baciasse forte e te baciasse per tutti i vasi a pezzettini, ti volevo dire che però, no che mi fida, cioè che mi sta pigliando un po' strano questo momento, perché, non lo so, è inutile i gioia che non sono abituato, cioè una gioia troppo sofferta, come la dice. Cioè io no, non ero abituato, no? Che di solito quando vince, cioè, non è che mi è piaciuto assai, però quando mi è piaciuto abbastanza sciolto, no? Che se una gioia fosse ancora più bella, fosse, cioè, anzi sono quasi sicuro che è ancora più bella, però diciamo, sto chittando sangue. Io mi sono pigliato due Aulin la cava, ci ho dovuto pigliare pure la protezione per lo stomaco, perché poi sennò acconciare una cosa e sconcentrata. Però, come si, diciamo, sto prendendo bene pure in dei cosci. E è una cosa che voglio dire, che è bellissima, è pure un insegnamento di vita, che a uno, diciamo, pure per i giovani, no? Che uno, quando vuole ottenere una cosa, da certa insomma, che deve, diciamo, soffrire. Però io volessi, sì, diciamo, una, se cose, sarà da festeggiare, diciamo, eventualmente, amore di è una cosa che non esiste ancora, però sì, per caso se si festeggia mi piacessero fare mezza via, lo stadio, ma noi andiamo reparti cardiologia o guardarella. Però, come tu, cioè per me, come hanno tu, quello che dici tu, ma tu dici vado a sentire male per arrivare a traguardo, mettiamo sangue a piazza a te. Come tu, Tony. So, mo mi ci mettere un coppo lì e anche se piglio suono che mi smattano il cervello. Però sono contento, sono felice, tengo il cuore pure che mi va a parlare. Vedi tu, per i prossimi tre, mi a fare una cosa un po' più lecce, più tranquilla, più a piacere vostro, come tu. Però sei troppo bello. Abbasso forte forte. Ecco qua, e chi piglia su, no?